Sportivi siciliani, ben trovati, parte ufficialmente oggi pomeriggio questa nuova trasmissione dedicata al calcio siciliano ed in modo particolare al calcio di Lega Pro. 3 le squadre che partecipano quest'anno al campionato di Lega Pro, parliamo di Messina, Catania e Trapani. A condurre con me ogni settimana un collega, oltre che anche un amico. Questa settimana abbiamo Vincenzo Lacorte. Ciao Vincenzo. Eccoci, buonasera a tutti. Sei anche grazie. tu un po' Ettore. emozionato? Sì, un pochino, la voce è un po' così. Però un po' poi così, pian pianino ci particolare. scioglieremo, Gli esordi sono sempre particolari. È vero. Perché si è lavorato tanto, programmazione, come entrare, cosa fare. E invece adesso che siamo ora già in onda ci sciogliamo Grazie. automaticamente. Senti, una Lega Pro un po' particolare con queste 3 squadre che per varie situazioni, bene o male, stanno facendo un campionato sempre un po' diverso tra di loro. Sì, assolutamente. Intanto il girone C, girone terribile, no? Dove vedremo poi classifica cortissima, eventi che in altri gironi non sono così scontati, anzi, tutt'altro, no? Ecco, già questa classifica corta. Poi le partenze strombazzate di Trapani e di Catania, che per certi aspetti non hanno poi avuto un seguito così eclatante, sebbene ambedue le squadre sono lì per poter anche andare molto meglio. Poi quel Messina che come sempre vuoi per le problematiche societarie, vuoi per la politica, evidentemente si trovano un campionato molto strano. Si trovano sempre a fare un campionato anche di nicchia, se poi alla fine si salvano, che poi cambia nel girone di nella ritorno. parte finale poi alla fine trovano sempre quei punti che addirittura gli permettono certe volte addirittura di non fare neanche i play-out. È vero. Insomma, sarà un campionato, quello di Serie C, come si chiamava a suo tempo, no? Di Lega Pro, certamente molto interessante. Racconteremo le anteprime, nel senso che parliamo delle 3 squadre siciliane prima della partita della domenica, anche se adesso tutti sanno i calendari sono diventati spezzatino a tutti gli effetti. Stravolti. 3 le società con la quale noi insomma cercheremo di interloquire sono Catania, Messina e Trapani ed iniziamo subito con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia, prima era Trinacria, proprio adesso ando fianco c'è due mitico punto che si chiama Catania. Dunque, calcio Catania, un calcio Catania che viene fuori da un'eliminazione un po' particolare con il Trapani. Affronteremo questo discorso tra poco, sì. Perché prima vediamo intanto cosa è rimasto della classifica della scorsa settimana. Sì. Anzi, partiamo prima dal turno, nel senso vediamo subito quali saranno le partite di questo weekend. Eccole qui, le partite del weekend. 17ª giornata, chiaramente parliamo ancora del girone di andata, che partirà domani per concludersi poi lunedì. No? Nell'ordine il calendario prevede Benevento, Audace Cerignola, partita importante, dunque Foggia Crotone, Latina Picerno, Team Altamura Trapani, Catania Cavese, Casertana Potenza, Juventus Next Gen Taranto, Turris Messina, Monopoli Avellino, Sorrento Giuliano. Quindi Monopoli Avellino, ha voglia, ci sarà. Guardiamo anche la classifica, perché dalla classifica ci possiamo rendere conto anche quali possono essere tutti i vari movimenti. Il Benevento in testa con 33 punti, l'Audace Cerignola con 29, 28 per il Monopoli, con 25 l'Avellino ed il Picerno, oltre che il Crotone ed il Potenza, con 24 il Trapani e il Catania, con 20 la Cavese, 19 per Altamura, 17 punti per il Foggia, con 16 la Casertana, 14 punti per il Latina, 13 per il Messina, 10 per la Turris ed infine Juventus Next Generation e chiude il Taranto con 3 punti e sappiamo anche della penalizzazione di 10 punti per il Taranto, 5 per la Turris. Possiamo vedere anche le immagini di questo Catania-Trapani. Perché secondo te il Catania ha rinunciato a continuare il tragitto in Coppa? Cioè, che cosa ha spinto la società a fare una scelta che poi alla fine è molto chiara, no? Cioè tu quando schieri alla fine dei giocatori che non c'entrano quasi nulla per la categoria, anzi, infatti. Perché evidentemente se si vuole innestare
un tessuto giovane in una squadra, cominci con un progetto che parla di 1, 2, massimo 3 innesti gradualmente nel corso della stagione. Riusciamo a vedere le immagini anche di questa partita Catania-Trapani? Ne parliamo magari Sì, su, così anche ci perché questo accompagna. Trapani invece è venuto a Catania con l'idea ben precisa di giocarsela e vincerla ha questa fatto partita. qualche piccolo turnover, comunque parliamo di prime scelte in caso di sostituzione, Certo. quindi gente abituata, e ci sono state delle prestazioni ottime anche grazie alla poca resistenza purtroppo offerta dal Catania. No? Catania che si è inserita con 6 under Sì. e un fuorilista che è Popovic, no? Redivivo perché era scomparso dai Anche lui, monitor. dai radar, Poi tutti. un bel giorno esce fuori per via della convocazione in under 23 australiana e l'altro giorno ce lo siamo trovati proiettato. Chissà, potrebbe essere un altro giocatore che potrebbe far... Il Catania ha un posto vuoto in lista che non ha mai riempito né con Privitera né con Corallo, che sono 2 fuori quota professionisti che stanno appoggiando la primavera. Ho capito. Ma per scelta non ha mai riempito questa casella. Potrebbe cambiare con questa scelta il progetto del calcio Catania per questa stagione? Nel senso, No. hai deciso definitivamente di abbandonare la Coppa che deteneva, e Sì. che cosa succede a questo punto? Che ormai il trap Puntare è fatto. solo sul campionato. Eh. Questa era la scelta, anche se non detta a chiare parole, molto ben chiara, perché si è preferito risparmiare le gambe e il fiato di certi giocatori chiavi di prima squadra per averli disponibili sin dalla gara di domani contro la Cavese. Sei fiducioso per la gara di domani? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono 4 rientri importantissimi, lo sentiremo tra poco Sì, infatti. dalle parole del mister. Direi che il vento può cambiare in maniera favorevole, assolutamente. Diciamo che incontriamo una squadra abbordabile. Abbordabile, E questa- anche questo è un colpo di fortuna, però Hai detto bene, è il calendario che ci sta ci aiutando. aiutando. Però in passato le squadre abbordabili ci hanno purtroppo costretto a risultati non proprio gradevoli. La Lega Pro è anche è questo. anche questo. Allora a questo punto guardiamoci... Una fra queste è proprio il Messina di È cui vero, parleremo. è vero, è vero. Allora a questo punto guardiamoci subito la conferenza stampa di Toscano, il quale ha dichiarato che in un certo senso lui conta molto sul Certo, recupero degli infortunati e tenterà giustamente di portare a casa via 3 punti fondamentali per la sua classifica. Guardiamo il servizio. Noi siamo consapevoli che veniamo da 2 prestazioni importanti, siamo consapevoli anche che non siamo al completo, ma per questo dobbiamo dare tutti qualcosa in più per sopperire a questa situazione, come hanno fatto i ragazzi e stanno facendo molto bene nelle ultime 2 gare. Quell'atteggiamento, quello spirito, quella voglia, quel coraggio, quella voglia di dimostrare il proprio valore, di dare qualcosa in più di quello che ho anche per il compagno, questa è la cosa che ci serve domani. La Coppa Italia ormai è una situazione superata, siamo focalizzati e concentrati esclusivamente sul campionato, sulla partita della Cavese, contro la Cavese di sabato. Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo rimanere concentrati sul campionato, perché da qui alla fine vogliamo fare più punti possibile e risalire il più possibile la classifica. Questo adesso è il nostro obiettivo. Per quanto riguarda la Cavese, dopo il cambio dell'allenatore, ha alternato qualche partita 3-5-2, qualche partita 4-3-3. Ultimamente sta adottando questo sistema di gioco giocando a 3 dietro. L'abbiamo studiata bene, abbiamo guardato molto attentamente i video della Cavese, abbiamo visto dove possiamo esaltare le nostre qualità, ma ripeto, come sempre la cosa più importante è l'atteggiamento e come fai le cose, con quanta energia, con quanta intensità, con quanta aggressività aggredisci subito la partita. Quella è la cosa più importante e siamo focalizzati su quello. La partita di mercoledì ci ha dato delle indicazioni che qualche ragazzo ha fatto intravedere delle qualità. Alcuni sono in pianta stabile con noi ad allenarsi, come Forti, come Allegra, come Secchi, come Corallo, che viene molte volte è venuto ad allenarsi con noi. Queste sono esperienze e valutazioni che ti possono servire in futuro per capire su chi puoi contare,
su che materiale ha a disposizione, perché poi il calcio di oggi è cambiato rispetto a 10 anni fa, è fatto di giovani, di trovare le risorse internamente piuttosto che andarle a trovare con giocatori già maturi o nelle difficoltà del calcio in generale, del calcio italiano, trovarsi delle risorse in casa è tanta roba. La voglia dei ragazzi di fare le cose che sanno fare bene, con grinta, con determinazione, con sacrificio. Per questo, non per il calendario, perché ero fiducioso anche prima di Trapani e prima di Avellino, perché con quell'atteggiamento che puoi fare più punti possibile e puoi scalare la classifica. Anche con le piccole, perché A prescindere dall'avversario, è quello che diamo in campo noi, come lo facciamo. Beh, diciamolo pure, il mister è ottimista perché crede che evidentemente questa partita è abbordabile. Poi Certo, può certo. succedere di tutto, perché giustamente, come dice Vincenzo, il calcio è anche questo, no? Assolutamente, e ne abbiamo viste purtroppo È di vero, situazioni è vero, stranissime. è vero, è vero, è vero. Se mi consente un attimo di tornare a Sì. questa partita di Coppa, peccato per il Catania, bene per il Trapani, ovviamente trattiamo tutte e due, ovviamente qui c'è il cuore catanese Certo. che parla, ma Noi siamo al di vita sopra al delle Trapani, parti. lunga Noi vita siamo al al di sopra Trapani delle parti, per però, quanto riguarda questo cammino naturalmente che ha intrapreso. È stato un peccato il fatto che davanti alla diretta Rai, ecco, ci sia stato poi questo punteggio che resterà negli annali, questa gara poco combattuta. Questa cosa dei tifosi mi dispiace ha dato un molto. po' fastidio. Mi dispiace molto che secondo me, questo 0-5 resterà sempre scritto e non si purtroppo sì. ricorderanno fra 30 anni che giocarono con 6 under. Purtroppo Questo è quello che mi dispiace. succede questa cosa. E soprattutto la gara delle coppe delle siciliane. È vero. La coccarda della Lega Pro contro Sì. la coccarda della Lega Perché Nazionale l'anno Dilettanti. scorso, lo sappiamo, il Trapani ha stravinto tutto. Ha stravinto tutto con Torrisi e vinse Esatto. appunto anche la Coppa, e quindi questa Sì, partita sì, sì. in un certo senso celebrava le due coppe siciliane vinte. Un bel momento. Allora, dunque, ottimismo da parte del mister toscano, ottimismo anche da parte del qui presente Vincenzo, però è anche vero che si va a giocare contro una Cavese. Nel frattempo possiamo vedere anche le immagini di questa Cavese, Sì. che viene da un'altra ennesima sconfitta. Per cui, parliamoci chiaro, ci sono tutte le credenziali per giocarsela con serenità, portare a casa via 3 punti che diventano fondamentali per questa classifica. Lo stesso mister ha parlato di video guardati, riguardati, ormai il lavoro del match analyst è diventato, come dire, il pane quotidiano, no? Si lavora sulle palle inattive, sulle palle, guardarle, tagliarli, riconfezionarli. Evidentemente c'è un altissimo grado di specializzazione che non può che venire utile a un perfezionista. È un come calcio il mister moderno, Toscano. è un calcio moderno. Certo. Io Giustamente, Vincenzo. penso che le credenziali ci siano tutte per fare bene da parte del Catania. Ho chiaramente. capito. Benissimo, allora a questo punto voltiamo pagina, possiamo Sì. rientrare. Ottimismo l'abbiamo Insomma, l'abbiamo manifestato. L'abbiamo manifestato anche noi qui in studio, e quindi c'è una buona possibilità che questi 3 punti possono veramente giovare tantissimo in una classifica che in questo momento ci vede un po' a metà del nostro percorso, no? Sì, assolutamente, rispetto alle attese di Ecco. prima stagione, del periodo di preparazione, Sì. evidentemente poi ci sono state delle storpiature, no? È vero, è Ma vero. non è tardi per riprendere un cammino. C'è tutto il ritorno ancora. D'altronde il Benevento non è l'ammazza campionato della Juve Stabia dell'anno scorso. Già Condivido. 3 sconfitte. Condivido, non è poi condivido. così strano. Il Benevento poi, Auteri ce lo insegna, nella seconda parte della stagione qualche punto Ha lo una perderà flessione, sicuramente, ha una flessione. è un po' anche la sua caratteristica. Anche una sua caratteristica È vero. personale, è vero. Allora ci dobbiamo fermare, adesso abbiamo una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo ancora di un'altra squadra della Lega Pro siciliana, parleremo del Trapani, tanto per cambiare. A tra pochissimo. A tra poco. Auguri e buone feste dalla Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone.
servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Il Natale da Giada Immobiliare è famiglia, è casa. Eccoci rientrati in studio, siete con Stadium Sicilia, vi ricordo l'appuntamento live sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold ogni venerdì, le anteprime sulle squadre siciliane di Lega Pro. Vi ricordo che siamo anche visibili sulla piattaforma HBB TV del canale 15 sempre di 7 Gold, grazie anche a Globus Television, e abbiamo anche modo di essere live sulla pagina. Sulla pagina, ricordiamoci che è anche un canale nazionale, no? Certo, il chiaro. 268, il 268, perfetto. Importante per dare modo ai nostri amici che ci seguono da tutta Italia di seguire guardarci. questo È calcio chiaro che siciliano. ci sono siciliani dappertutto, no? Per vero, quanto è vero. riguarda. Sì, hai detto bene, la pagina Facebook Globus Magazine. E poi c'è un'altra pagina Facebook molto interessante che è quella proprio specifica di questo nostro Stadium format Sicilia, che parte che ufficialmente oggi. Che oggi E infatti. come dire, mette il primo vagito. È vero, è vero, è vero. E crescerà chiaramente con noi. Assolutamente. Allora a questo punto voltiamo pagina, dopo il Catania parliamo del Trapani. L'inizio del Trapani, lo sappiamo, è stato un po' travagliato, ha aperto la stagione Alfio Torisi che aveva stravinto il campionato di Serie D, oltre ad avere vinto anche addirittura la Coppa Italia, ha perso poi la finale scudetto, ma quella insomma era certamente una delle poche cose che potevano anche su cui si può essere sorvolare, non vinte. Avrebbero avuto un'altra coccarda, quello dello scudetto di Serie D. È vero. E poi dopo è arrivato Aronica, che un po' tra la sorpresa generale, devo dire che non si sta comportando male. Tutt'altro. Perché non ci dimentichiamo una cosa fondamentale. Aronica l'anno scorso era un allenatore dilettante, nel senso che allenava una squadra dilettante, Esatto. che era la Don Carlo Misilmeri. Tra l'altro non ha anche concluso la stagione perché poi fu anche esonerato. Iniziò la stagione quest'anno con il Trapani nel settore giovanile. Esatto. E poi, insomma, questa È opportunità... arrivata questa opportunità che sembrava un passaggio, si è pian piano consolidato. In qualche istante è stato un po' sulla graticola, È vero, perché il presidente è vero. Antonini rumoreggiava un po', È vero, ma è vero. sappiamo il carattere sanguigno del presidente Antonini, È vero, è vero. però pian pianino forse ha trovato una situazione, non dico di, come dire, di serenità assoluta, perché mai dire mai nel calcio. Mai dire mai. Allora, io adesso, dato che il Trapani comunque vincendo a Catania praticamente continua la sua corsa in questa potenziale Coppa Italia di Lega Pro, voglio farvi vedere i risultati proprio del turno che si è svolto praticamente mercoledì, un turno che ha visto favorevole giustamente la squadra del Trapani. Eccolo qui, il Potenza che pareggia con il team Altamura, vittoria dell'Avellino 4-2 contro il Giuliano. E poi, se non ricordo male, scusami se Sì? inserisco, No. Ettore, naturalmente ai calci di rigore ha avuto la meglio il Potenza. Sì, certo, hai Dobbiamo ragione. dire che poi c'è questo fattore che... No, ha avuto la meglio il team Scusami, il team Altamura, perché manca, in realtà si dovrebbe scrivere 1-2, Sì, perché il gol vale vincere ai rigori. Infatti, Sì. infatti, hai detto bene, hai sottolineato bene, infatti è messo in rosso proprio perché passa il turno. Poi il Trapani che vince purtroppo 5-0 contro il Catania, in casa proprio dei rossazzurri, vittoria del Giana Erminio per 3-0 contro il Pro Vercelli, la Torres che perde contro il Milan Futuro 1-0, vittoria del Caldiero Terme 2-1 contro il Padova, vittoria anche del Rimini 2-1 contro il Vicenza ed infine l'Arezzo che vince in casa del Perugia 2-1 e sarà proprio l'Arezzo che giocherà il prossimo turno contro il In casa propria, si va in casa della vincente di Sì. Perugia Arezzo e quindi Arezzo, e il Trapani andrà proprio lì. È un turno abbordabile. Ma io direi che si può fare. Secondo me si potrà fare. Se come dire, il Trapani manterrà queste
queste ultime, diciamo, evoluzioni, perché no? Perché no? È in positivo. Non, Tra l'altro, non porta a nulla questa vittoria di Coppa, Sì, diciamolo certo, pure. ci mancherebbe È altro. un dispendio di energie. Se hai una rosa È abbondante, anche vero, parliamone è anche bene, ma vero. se non hai una rosa abbondante, è secondo me, insomma, una rosa partita in più. abbondante e che risponda alle sollecitazioni. Giusto, Devi giusto. avere anche dei giocatori preparati. Allora, sentiamoci a questo punto proprio l'intervista di Sasà Aronica, allenatore del Trapani. Praticamente in giornata partono direzione Bari per questa partita certamente comunque molto impegnativa. Pochi giorni per recuperare dopo la partita di Catania, la partita del Latina che sicuramente sabato è stata abbastanza dispendiosa, però abbiamo fatto 2 giorni di allenamento e già da oggi si riparte per Bari, dove appunto domani affrontiamo l'Altamura che presenta parecchie insidie perché è una squadra che sta molto bene, che gioca bene e che dopo un avvio di campionato titubante adesso ha trovato secondo me la quadra, e quindi una partita impegnativa che andremo ad affrontare nel migliore dei modi. Si è potuto anche alternare i giocatori e oggi cercheremo di tirare le somme e domani mettere in campo l'11 iniziale che sicuramente darà più garanzie. Sì, sicuramente abbiamo raccolto con grandi prestazioni 2 risultati importanti che hanno ridato autostima, che hanno ridato entusiasmo e che ci permettono di riprendere, diciamo, dove avevamo lasciato, perché le prestazioni ci sono sempre state, però nelle ultime settimane avevamo raccolto veramente poco ed era importante coadiuvare risultati e prestazioni, e quindi sicuramente abbiamo preso spunto da queste prestazioni positive e già domani cercheremo di dare continuità, che è quello che comunque ci serve e che ci dà la spinta ad arrivare fino alla sosta natalizia. Sì, ormai l'imperativo è guardare partita per partita, già quella di domani è fondamentale per poi ripresentarci per la gara in casa, e poi pian piano arriveremo fino al 23 con la Coppa Italia in mezzo alla partita di Arezzo, appunto, che sarà anche un appuntamento importante che la valuteremo quando sarà il momento opportuno. In questo momento la priorità è il campionato e l'Altamura, che domani, diciamo, è il futuro immediato, e quindi siamo concentrati su questo e piano alla volta andremo a affrontare tutte le gare. Come dicevo prima, un avversario di categoria, quadrato, che sta in un buon momento, ha giocato anch'essa in Coppa Italia, ha superato il turno brillantemente nonostante l'inferiorità numerica, e quindi ha delle buonissime individualità, le abbiamo viste a video, abbiamo studiato, quindi una partita impegnativa che, diciamo, a prescindere dalla classifica sicuramente è da prendere con le pinze, perché troviamo una squadra, un allenatore tra l'altro che conosco molto bene, e quindi so quelli che sono i principi, i concetti, e siamo concentrati perché ritengo sia una partita molto difficile. Infortunati non recupereremo nessuno, né Zupperi né Valietti né Udò, però siamo al completo e chi ha riposato in Coppa sicuramente avrà la possibilità di partire dal primo minuto, e quindi sono molto fiducioso perché abbiamo alternato e abbiamo giocatori che sono rimasti a Trapani ad allenarsi, quindi siamo competitivi e organizzati per, ripeto, presentarci con l'11 migliore. Beh, che dire, in bocca al lupo. Il team Altamura non è una squadretta qualunque, è una squadretta forte. Secondo me secondo me sarà dura per la squadra trapanese. Parecchie gatte da pelare alle avversari che di volta in volta ha incontrato. Diciamo che quello che stanno facendo va bene, nel senso che comunque Altamura non penso che abbia la pretesa di andare nella parte sinistra del tabellone. Non credo proprio. Quello che verrà e sarà tutto di guadagnato. Assolutamente. Non aveva questo tipo di obiettivo, certamente. D'altra parte questo Altamura ha avuto anche la possibilità di continuare in Coppa, se non sbaglio, no? Sì, l'abbiamo visto poco prima. I rigori gli sono stati favorevoli. Molto favorevoli. Sappiamo che ancora e sino alla fase successiva non ci potranno essere risultati di parità, perché bisognerà proclamare un vincitore. È vero, è vero. Allora, a proposito del team Altamura, guardiamoci questo servizio, un po' in un certo senso di preparazione contro questa squadra trapanese che appunto cercherà di vendere cara la pelle. Guardiamolo insieme. La Coppa Italia di Serie C lo conferma, questo team Altamura ha il veleno in coda. Come già successo ad agosto, nelle vittorie esterne sui campi di Turris e Picerno, anche Alviviani di Potenza e i Murgiani hanno dimostrato il loro estremo feeling con i minuti di recupero. Sotto di un gol e di un uomo per l'espulsione di Grande, la squadra di Daniele Di Donato ha trovato la forza per pareggiare i conti con il destro che non ti aspetti, quello di un difensore centrale come Enrico Silletti, e di difendere la parità fino ai calci di rigore, contesa definitiva
definita dal piattone vincente dello stesso Silletti. Penso che la qualificazione sia ampiamente meritata. Il primo tempo abbiamo fatto un ottimo primo tempo, il peccato è non essere andati in vantaggio e poi inaspettatamente su un nostro piccolo disattenzione abbiamo subito il gol. Il secondo tempo siamo partiti col piglio giusto, poi siamo rimasti in 10, però la bellezza è stata che la squadra non ha mai mollato, ci ha sempre creduto nonostante l'inferiorità numerica, ha costruito fino a quando ha raggiunto meritatamente il pareggio. Ma l'attitudine dell'Altamura a incidere nei finali di gara è un concetto che la squadra ha fatto pesare anche in campionato. Sono ben 3 i gol segnati in pieno recupero, 2 con D'Amico e Leonetti nella vittoria di Giuliano e 1 con Minesso nel 2-0 casalingo sulla Juventus Next Gen. Nella speciale classifica l'Altamura è alle spalle dell'Avellino, 5 gol nel girone C dopo il 90° e del Trapani a 4. Il passaggio del turno al Viviani attesta uno stato di forma che assicura all'allenatore non è stato minato dalla sconfitta di Picerno dopo 6 risultati utili di fila. La partita di Coppa è arrivata a pennello perché dopo 6 risultati utili siamo incappati nella sconfitta di Picerno ed è la cosa più bella, è queste partite che ti ridanno quella spinta che ti servirà poi in campionato. Un collettivo più forte anche delle assenze. A Potenza l'Altamura ha fatto a meno di Pane, Andreoli, Leonetti, Minesso, Palermo e Sabatani. Il rientro di Mané a gara in corso e la ripresa della miglior forma di Sadichi sono buone notizie da cui ripartire in vista della sfida al Trapani. Squadra in salute e capace di rifilare 9 gol tra Latina e Catania nelle ultime 2 partite di campionato e Coppa, attesa sabato alle 15 al San Nicola. Beh, intanto si gioca al San Nicola e questa è una quindi- bella soddisfazione, no? altro Perché lo stadio di San Nicola Altro che- è un campo meraviglioso. Però ti Tra voglio l'altro fare... chissà che rientri anche Leonetti, perché sarebbe davanti al pubblico di casa, perché è un prodotto del vivaio barese. È vero, è sicuramente. vero, lui è informatissimo su questo, perché insomma il tuo primo grande amore Il è mio stato pallino. soprattutto il I settore campionati di giovanile. primavera, assolutamente. Però sì. ti voglio fare una domanda un po' particolare. Sì. Quanto incide secondo te la pressione anche del presidente Antonini nei confronti di mister Aronica? Perché è anche vero che sembra che ogni volta appena perde una partita Sì, sì. Antonini è pronto, non dico a Sì, criticare, però a dire la sua, forse per scaldare troppo la folla oppure per cosa? È una sorta di moral suasion, che è detta in maniera molto elegante e pulita, politically correct, diciamo. sì, sì. Ma Lui ce l'ha per carattere, sappiamo però, il carattere focoso di Eh. Antonini, ricordiamo le dichiarazioni preparazione, insomma, che non dico aizzava, ma spingeva i suoi verso un campionato di assoluto prestigio. Però Tra l'altro anche molte idee particolari innovative. sul discorso sport in assolutamente. generale. Io ho questo avuto, per carità io ho avuto la cappello. fortuna di intervistarlo l'anno Sì. scorso a Penalty e devo dire che mi ha sorpreso in positivo Esatto. per la grande qualità anche Esatto. mentale nel costruire un progetto come quello di Trapani, perché parliamoci chiaro, a parte i soldi bisogna avere anche delle capacità di team manageriali non di poco conto. deleghe giuste, Forse è qualcosa che un po' manca a Catania? qualcosa non voglio su essere cui si deve polemico, lavorare, però io ho qualcosa su l'impressione... cui deve lavorare, ma non detto da me, non detto da te, detto Certo, un po' da tutti. assolutamente. Dopo 3 anni, 2 anni e mezzo, perché questo è il terzo anno, Sì. evidentemente qualcosa un po' comincia a girare nell'ambiente per dire che ci sono dei ritardi, chiamiamoli dei ritardi. Una cosa importante, Vincenzo, ma secondo te comunque questa squadra è veramente attrezzata per, non dico fare i playoff, perché credo che questo sicuramente sarà fattibile, ma è veramente attrezzata addirittura per raggiungere la prima posizione? Io ho dei dubbi. Stiamo parlando del Trapani. Parliamo del chiaramente, Trapani, certo. No, anche a me mi sembra un po' particolare il discorso primissima posizione per il Trapani. Certamente può aspirare a una posizione di rincalzo subito, diciamo, da podio, diciamo. Chiamiamolo il classico podio di prima, seconda e terza. Diciamo che se eventualmente dovessero fare i play-off
certamente è una squadra da prendere con le pinze. Secondo me da secondo terzo posto sì, ci può arrivare, quarto posto ci può arrivare tranquillamente. E in una scala Poi io purtroppo vedo anche a nostro svantaggio un Avellino che ancora non ha espresso pienamente, ricordiamo anche questo, il discorso Avellino, una partenza disastrosa. Mamma mia, da panico. E ora signori miei, si muove muove la classifica e poi certo, andare a giocare al Partenio non è mai facile, No, perché no. insomma il Catania ne è stato protagonista in un certo senso positivo ma anche sfortunato. È vero. E quindi allora questo Trapani, e poi chiudiamo proprio la parentesi dedicata alla squadra trapanese, è sulla stessa linea del calcio Catania? Cioè queste due squadre sono veramente quasi sulla stessa linea, oppure vedi la squadra catanese rispetto a quella trapanese inferiore o superiore? Allora, per quanto riguarda... Schiettezza, eh? Sì, no, schiettezza. A parità di organici, nel senso organici completi, sicuramente la tecnica dei giocatori del Catania è sicuramente più eccelsa. Questo è il mio modesto parere. Più intensa. E però c'è da dire che per quello che abbiamo visto sino ad oggi, rispetto al punto assolutamente negativo del Catania, che è quello, ahimè, dell'attacco, il Trapani è un mostro di attacco. È la prima squadra per gol fatti. Questo è un fatto, e lo dobbiamo dire. Che, insomma, hanno quell'Escano che secondo me fa la differenza. Fall, Canutè, Udò, c'è una linea d'attacco impressionante, cui ora si è aggiunto anche il centrale Celiento, che col Catania ha una specie di attrazione. Sì, ma quello che Lescano è la dimostrazione che quel giocatore probabilmente sarebbe stato il giocatore giusto per il Catania, anche perché questa punta centrale un po' a Catania manca. È una signora punta, anche se qui a Catania Di Gennaro gli ha messo la museruola, dobbiamo dire, è vero, onestà, è vero. perché noi i fatti li dobbiamo sempre citare con assoluta schiettezza e certo. Condivido. Allora adesso ci dobbiamo fermare, abbiamo la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio, chiuderemo la nostra trasmissione e lo faremo chiaramente anche con il Calcio Messina. A tra poco. Raimondo Ceramiche Arredobagno, dal 1980 la casa dei tuoi sogni, punto di riferimento nelle ceramiche Arredobagno, l'azienda operante dal 1980 con esposizione su 3 livelli esprime 800 metri quadri di proposte per vestire la tua casa. Raimondo Ceramiche Arredobagno offre una ricerca continua, anticipando le novità e le tendenze di ogni nuovo anno, garantendo consulenza e progettazione al privato ed assistenza al professionista. La casa dei tuoi sogni è il nostro obiettivo. Vieni a trovarci in via Vincenzo Giuffrida 191, Catania. Rispondiamo allo 095 44 84 88 e al 320 2894 951. Raimondo Ceramiche Arredobagno, il nostro progetto sei tu. Ultima parte, ultimo segmento della nostra trasmissione, vi ricordo che siamo in diretta sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, l'appuntamento è ogni venerdì alle 15:20 per raccontare quelle che sono le anteprime della domenica calcistica siciliana, in modo particolare con le 3 squadre siciliane, Catania, Messina e Trapani. Abbiamo chiuso la parentesi anche del Trapani e adesso apriamo quella del Messina e lì insomma ne abbiamo da raccontare. Pertanto partiamo subito con l'ACR Messina. Messina, che forse tra le 3 squadre siciliane è quella che sta un po' male rispetto insomma al benessere anche economico da parte giustamente del Trapani e del Catania. Come vedi questa situazione del Messina? Voglio sentire il tuo parere, Vincenzo. Messina che ci ha abituato da anni a questa parte a rincorrere sempre una salvezza estemporanea all'ultimo momento. Che poi ci riesce. Poi ci riesce, spesso con la grande arguzia e capacità di mister Raciti ci è riuscito. Per 2 anni di seguito Raciti ha fatto un miracolo, veramente un miracolo. Grazie alla grande conoscenza che lui ha del calcio.
Raciti non ha avuto la fortuna che meriterebbe, non so se anche tu Condivido, condividi. Perfetto, abbiamo fatto una piccola parentesi. conosco Enzo ed effettivamente è stato un allenatore secondo me un po' sfortunato, avrebbe dovuto avere qualche chance in più, alcuni non gliel'hanno data. E questa giustamente ha pregiudicato la sua carriera, però rimangono quelle 2 salvezze miracolo che sono nel cuore dei tifosi giallorossi, assolutamente. Allora, mi devi dire la tua su questo Messina. A questo punto, l'arrivo di questa nuova cordata può incidere, può salvare la situazione? Perché qui veramente un po' tutti ci poniamo questo Abbiamo problema. letto e sentito di più e di tutto, di questo fondo dove entra anche il grande Sissé, che è abituato a prendere squadre in difficoltà, però ma abbandona altre. Non abbiamo visto ancora non abbiamo visto stesso. né soldi né azioni. Cioè, né io parto scambio. sempre dall'idea che chi acquista se n'è detto, è stato fatto l'atto, poi però comincia un nuovo mondo. Ufficialmente non si sa nulla e quindi siamo ancora in attesa, dovremo vedere. Dobbiamo saperne di più e ne parleremo sicuramente con più contezza nelle prossime puntate. È vero. Per quanto riguarda tecnicamente, il Messina è una squadra pazza. Assolutamente. Risultati incredibili. Ricordiamo che ha fatto pareggi con Avellino, Trapani, Catania, Monopoli, 0-0 o 1-1 mi sembra col Questa è la dimostrazione che Trapani. forse comunque il progetto di Modica non è un progetto proprio a perdere, tutt'altro. Cioè qualcosa di positivo questa squadra ce l'ha, i punti bene o male, anche se pochi li ha fatti. Per cui insomma bisogna sempre pensare che questo Messina può dire ancora la sua anche in una fase extra playoff e playout. Tra l'altro questa settimana rientrerà Lia che ha scontato il turno di squalifica, è un caposaldo, ricordiamo che l'esterno destro dell'eventuale trio di difesa, ma è entrato in diffida, Capitan Sabatino è entrato in diffida, quindi occhio. E che dire, è una squadra giovane, no? Molto giovane, tra l'altro ha pagato anche per inesperienza la sua partita che ha giocato in casa proprio domenica scorsa, possono già partire le immagini di questa sconfitta contro il Sorrento. E questa sconfitta ha un po' pregiudicato perché, sai, perdere in casa è anche dal punto di vista mentale emotivo, poi te lo porti anche nella partita che giochi successivamente e siccome anche la prossima partita non è certamente facile perché giochi in casa della Turris. E qui c'è tutto uno scenario da aprire. La Turris che oggi si trova a 2 punti sotto mentre era 3 punti sopra. Ma per loro è importantissimo fare punti, tornare con punti per il Messina. È vero. Poi ci saranno anche il Foggia, ci sarà anche la Juventus Next Generation, insomma 3 partite. Ha un calendario che sulla carta, se riesce, per loro è importantissimo. Se riesce a portare via dei punti fondamentali, la possono anche un po' tirare fuori da questa zona calda della classifica, che comunque rimane sempre incerta, perché la Lega Pro ormai ci ha abituato giustamente a delle incertezze quasi sino alla fine della stagione. Va bene, allora sperando che quantomeno la partita di Torre del Greco sia positiva per la squadra messinese. Assolutamente. Hanno le possibilità di impostare in una certa maniera. Modica non è l'ultimo arrivato, sa fare il suo lavoro, ha tratto il meglio da questa giovane squadra e quindi può contare su un nucleo di giocatori che lo possono seguire e dargli riconoscimento. Vogliamo essere assolutamente ottimisti e con questa bella definizione possiamo tranquillamente a questo punto chiudere anche questa prima puntata. Al debutto anche il nostro Vincenzo Lacorte che è stato un insomma come al solito preparatissimo, lui conosce tutto e tutti. Vi ricordo che ci rivedremo appunto tra 7 giorni precisi a partire dalle ore 15:20 in diretta sul canale 15 del digitale di 7 Gold, ma anche visibili sul canale HBB TV, sempre del canale 15 di 7 Gold, di Globus Television. Vi voglio anche ricordare che potete rivedere questa puntata in versione on demand anche sulla pagina Facebook di Stadium Sicilia. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.